Uno degli effetti terribili del decreto Genova è l'approvazione dell'articolo 41, che aumenta il livello di inquinanti che è possibile sversare nei terreni agricoli, terreni che ancora servono per creare il cibo per la popolazione italiana. Io non ci sto a questa situazione, perciò in Regione Veneto ho presentato una mozione al quale chiedo a tutti i consiglieri regionali di aderire e di votarla positivamente affinché non andiamo a recepire quelle norme, ma continuiamo con la legislazione precedente che è molto più restrittiva. Questo perché? Perché voglio che tutta l'Italia sia più sana. Dobbiamo pensare al nostro futuro, non dobbiamo pensare all'immediato che dobbiamo smaltire queste porcherie. Perciò aver approvato questa legge che permette un maggiore inquinamento di tutta l'Italia ha portato in me la maturazione di questa scelta. Io abbandono il Movimento 5 Stelle perché non ha difeso una delle sue stelle fondamentali. Era l'ambiente, era l'aria, era l'acqua, no inquinamento. Io mi trovo tutto d'un tratto nella posizione contraria di chi deve difendere una legge, a mio parere, indifendibile, per il quale si è sempre battuta contro le leggi che facevano le altre forze politiche.